Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo. È Super Giovane Castelbuono, Gela, giornata numero 25 del girone A di eccellenza siciliana. Squadre in campo con la Super Giovane Castelbuono in tenuta nero-oro e il Gela in tenuta bianca-azzurra. Le formazioni ufficiali con la Super Giovane Castelbuono che si presenta con il 4-2-3-1, Campodonico in porta, in difesa da destra verso sinistra Vincenzo Mazzola, Pennisi, Manè e Prestigiacomo, a centrocampo Marrone e Cangelosi, Cotugno sulla tre quarti con Ronde a destra e Salvadori a sinistra. L'unica punta è Lavardera, a disposizione in panchina man mano per la porta, poi Coppa, Presti Giovanni, Genovese e Prestianni. Risponde il Gela con il 4-3-3 di Gaspare Cacciola, Colace in porta, in difesa Brugnone, Gambuzza, Giuliano e Maidana, a centrocampo Vincenzi, Privitera e Sessa, in attacco Gigante, Agudiac e Caronia. In panchina a disposizione Valenti per la porta, poi Argentati, Martinez, Zappalà, Tuve, Didio, Arcidiacono, Savasta e Cocimano. L'arbitro della partita è Marco Cazzavillan di Vicenza, assistito da Luigi Ditta e Giovanni Figuccia, entrambi dalla sezione di Marsala. È praticamente tutto pronto per iniziare questo match in cui è coinvolta la seconda in classifica, il Gela, che dista 4 punti dalla capolista Athletic Palermo. Qualche momento di silenzio, poi si parte. Vai, raga! Il ricordo del piccolo Loris, scomparso di recente, colpito la popolazione gelese. Minuto di silenzio, comunque meno di un minuto trascorso in maniera non ufficiale. C'è stata la richiesta del Gela, accolta dalla terna arbitrale. Match comunque iniziato dal momento in cui l'arbitro ha fischiato, già un minuto, con la Super Giovane che ha a disposizione questa rimessa laterale. La spazza via Gambuzza, confermato dal primo minuto, con Zappalà tornato dalla squalifica, che comunque riposa. 2 assenze importanti invece in casa Super Giovane, con Mendia sulla sinistra e Orosco a centrocampo. Infatti debutta in nero-oro dal primo minuto Davide Cangelosi. Sulla tre quarti gioca Cotugno, mentre Prestianni parte dalla panchina. Fallo su Privitera, ci sarà calcio di punizione per il Gela, che dalla panchina fa partire Salvo Cocimano, con Gigante ad agire sulla fascia di destra in attacco. Riceve proprio adesso Gigante, prova il cross, respinto da Prestigiacomo in rimessa laterale. Proprio lui, Gigante, a battere nelle vicinanze, prova ad andare via Brugnone. Pallone termina sul fondo, allora si ripartirà con una rimessa dal fondo per Campodonico. Tornato a disposizione Rosario Tuve, in panchina assente invece Grimaldi. Rimessa corta per la Super Giovane Castelbuono, che nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 a Lascari, nonostante diverse occasioni importanti nel corso del primo tempo. Poi le fatiche si sono fatte sentire nella ripresa.
C'è stato anche qualche momento di rischio dove il Ascari anch'esso ha provato a segnare, ma non ce l'ha fatta. Allora un punto per parte con la super giovane a un punto sopra la zona playout. Colpo di testa angolato del Gela con Alfonso Sessa. Dopo 4 minuti i biancazzurri sono avanti 1-0, la prima occasione della partita. Il gol di Sessa. Pallone morbido, anche quello colpito dall'ex Enna a battere Campodoni con la sua sinistra. 1-0. Super giovane colpita a Freddo. È partita subito in salita della super giovane, come lo era alla vigilia di questa giornata. Oggi la squadra di Marco Vittorietti ha soltanto 16 giocatori a disposizione. La rosa è di per sé corta. Le assenze importanti hanno complicato la situazione. Gela che ha perso 2 settimane fa lo scontro diretto per il primo posto contro l'Athletic Palermo 3-1 in trasferta a Terrasini. Settimana scorsa la vittoria 5-0 sulla Folgore Castelvetrano, con l'obiettivo comunque di non mollare e crederci fino all'ultimo per il sorpasso che significherebbe promozione diretta in Serie D, evitando i playoff. Al momento però non è così. Comunque la squadra di Cacciola c'è, è il 5-0 di 7 giorni fa. L'ho dimostrato con tanta rabbia. Anche questo gol qui a Castelbuono dopo 4 minuti significa che la rosa di Gela ci crede. In questo momento l'Athletic sta sfidando in casa il Casteldaccia. Qui la conclusione proprio di Sessa, ribattuta, ci arriva Gigante sul pallone a sfidare Presti Giacomo. Il cross basso di Gigante, ma ne deviazione allontana la difesa della super giovane Castelbuono. Presti Giacomo non va, poi Mane la butta fuori. Come dicevamo, l'Athletic questo pomeriggio sfida il Casteldaccio. Ci sono altre 4 partite che si stanno giocando in contemporanea, oltre a questa. Parliamo di San Giorgio Piana, Castellammare, Accademia Trapani, Lascari, Cefalù. Queste 2 sono in diretta sul nostro canale YouTube. Quello di Sportisili, si stanno giocando anche Folgore e Castelvetrano Marsala, grande derby della provincia di Trapani. E infine Oratorio Marineo Partinico Audace. Ieri 2 anticipi con il 3-3 tra San Vitolo K e Unitas Sciac, lo 0-0 tra Parmonval e Don Carlo Misilmeri. Rimessa lunga di Privitera. La super giovane è in fase difensiva, pensa ad allontanare questi palloni, a conquistare una reazione. Di testa però a sua volta Previtera risponde. Qui va a vuoto Brugnone. Allora la super giovane si prende qualche metro importante e va a battere con Presti Giacomo. Scambia con Lavardera. In mezzo a 2 Lavardera lotta, arriva in suo supporto Marrone. Vincenzo Mazzola, di testa il colpo di Cangelosi, pallone raccolto da Colace. Gigante in corso proprio da Marrone, c'è il passaggio per Akudiak, fermato all'ultimo.
Agudiak protegge palla, decide di calciare da lì, sfruttando magari il vento che sta soffiando abbastanza qui a Castelbuono. La raccolta semplicemente Campodonico. Cancelosi prova a far correre la Vardera, è molto difficile. Penisi scambia con Salvadori, poi l'intervento di Vincenzi. Gela che stava per recuperare un pallone importante, qui ancora Vincenzi a metterci il piede, rimessa laterale Castelbuono con la pressione del Gela. Marrone, lo sguardo ce l'ha verso la sua porta, poi Vincenzi commette fallo. Altro recupero del Gela con Brugnone che la lascia un po' a metà strada. Allora Vincenzi, gigante, lungo la strada c'è Salvadori, poi la Vardera non la vede più. E allora assessa dietro da Raffaele Gambuzza. Lancio lungo a far correre Angelo Caroni, la chiusura di Vincenzo Mazzola in rimessa laterale. Sorpassati i primi 10, 1-0 Gela, il gol di Alfonso Sessa al quarto minuto. C'è anche la Folgore Castelvetrano in vantaggio contro il Marsala, il gol di Camarà, Folgore 1, Marsala 0. Marrone scambia sullo stretto la super giovane rischiando assai, porta palla Penisi, è comunque coraggioso il capitano dei Neroro, si prende il calcio di punizione. Mané, Marrone, c'è Gudiak alle sue spalle, cambio di gioco verso Ronde, pallone corto per la Vardera, e allora Vincenzi, Agudiak spara la porta, Vincenzi si deve rifugiare a sinistra dove Caronia è in posizione irregolare. Mané lancia lungo Salvadori, Colace si scontra, Salvadori pallone vivo, Colace lo allontana ma subisce subito dopo fallo. Punizione Gela. Molto mobile la posizione di Ronde che si agisce sulla fascia destra, ma di fatto sono tre sulla tre quarti Neroro con Salvadori a destra, Cotugno sulla mediana di questa linea con Cangelosi a sinistra. È rimasto giù però un giocatore del Gela, per Colace tutto a posto.
Per Maidana non è stato così. E allora, punizione per la squadra di Cacciola. Ce l'ha momentaneamente in 10 uomini. Gigante, la prende di testa. Ma niente da fare. Cangelosi un po' così, di testa gigante, la riprende Marrone. In mezzo a due gigante. Poi non si capisce con Brugnone che era scattato, ma Gigante ha effettuato il passaggio dietro, pensando che il compagno restasse lì. Mané, subito aggredito da Sessa, rilancia il portoghese, ma in fallo laterale. Privitera serve dietro, poi c'è il fallo di Maidana, calcio di punizione. La Vardera lavora spalla alla porta, Salvadori giù, si continua a giocare, apertura di Sessa, corre Caronia prima, senza troppi sforzi, Vincenzo Mazzola, allora Ronde. Marrone. Sembra più che altro un 3-1-4-2 quello di Vittorietti, con Ronde che agisce un po' sulla stessa linea di Salvadori, Cotugno e Cangelosi. Mentre Marrone detta legge per impostare le azioni, anche se c'è da dire che la Vardera e Cotugno spesso si allineano per formare un attacco a due. Come in questo momento, ma questo è in fase difensiva. Mané, lancio profondo, pallone che arriva a Colace. Maidana, allarme rientrato per lui dopo il precedente stop. Giuliano, morbido, si cerca sempre Caronia, doppietta contro la Folgore, contornare una grande prestazione da parte sua, traversone Gigante, non ce la può fare. Serie di spallate, alla fine la prende Cangelosi. Mané, Cangelosi giù da Prestigiacomo in scivolata, prima di tutti Sessa. Cotugno, Agudiac giù da Gigante, ne ha 3. Poi Previtera, Brugnone, fa tunnel alla Vardera lo stesso in difficoltà, poi ci pensa Previtera a servire Colace. Un po' sbilanciato nel momento del passaggio, ma poco cambia. La finta di Mané su Sessa, evita anche Vincenzi. Allora porta palla Mané allargando per Ronde. Contro Maidana, cross di Ronde e Colace. Quasi quasi il Vento stava dando il proprio contributo a questa azione. Infatti soffia a favore della super giovane.
ma dall'altra parte il cross in mezzo voluto da Brugnone, ma ne allontana di testa. Anche per lui grande prestazione nell'ultima partita giocata, nella trasferta di Lascari, in uno dei derby, dei tanti derby tra squadre madonite. In vantaggio anche il San Giorgio Piana, grazie al gol di Giorgio Chinici contro il Castellammare. San Giorgio Piana 1, Castellammare 0. Schiato un fallo in attacco. Allora la Super Giovane riprende con Mane, deciso di punto in bianco di scattare. Salvadori si fa vedere ronde, traversone respinto da Caronia, è rimessa laterale, messa lunga Maidana, allunga la gamba, poi di testa Gambuzza con Cotugno che è rimasto a terra. Adesso Agudiak, c'è Caronia accanto a lui, la salva, no, perché esce secondo l'arbitro. Rimessa lunga, battuta da Vincenzo Mazzola, la Vardera, un po' spinto, a terra però ci finisce Salvadori, non c'è nulla. Privitera lancia, poi scivola, il pallone arriva allo stesso Caronia contro Vincenzo Mazzola che lo tiene un po'. Privitera in difficoltà perché c'è il fallo di Cotugno. E punizione per il Gela, subito battuta da Previtera, adesso Caronia, sterza fitta con il attacco, la chiusura di ronde. Sarà una rimessa lunga per il Gela, stavolta non c'è Previtera a battere, pallone dentro di testa Marrone, non c'è nessuna maglia biancazzurra al limite dell'area. L'azione però riparte da capo. Vincenzi, serve Sessa, si è subito chiesto a Gigante di tornare sulla sua mattonella, perché in realtà un centrocampista si sta adattando a fare questo ruolo. Maidana, cross bello direttamente su Campodonico. Iniziativa del Gela verso la porta avversaria, di fatto la prima, se vogliamo, oltre il gol che è arrivato dopo 4 minuti. Ma nulla di che alla fine. Marrone, Vardera la prende, poi la perde e commette fallo su Simone Giuliano. Previterà già, ha battuto la punizione. Scambio con Sessa, poi chiede la disponibilità di Brugnone. Gigante è lì, la schiaccia Presti Giacomo, la riprende Brugnone, la riprende la Super Giovane a sua volta. È uscita, sì. Non la può più controllare Cangelosi.
Gambuzza. Brugnone. Si cerca di produrre di più per il Gela. Godiak, il rimbalzo mette un po' in difficoltà tutti. Si va dall'altro lato con Maidana. Caronia. Tanto Maidana si fa vedere, Caronia rientra però. Caronia si ferma, ce l'ha sul destro, scambio voluto con Vincenzi che poi è terminato a terra. Uno, due, fallito per pochissimo del Gela. Privitera. Vincenzi dietro per Brugnone. Un po' di spazio ce l'ha e allora avanza, è anche fortunato nel rimpallo, ma il pallone viaggia tra tante maglie di sia biancazzurro che nero-oro. Alla fine la riprende Cangelosi per Vincenzo Mazzola. Salvadori ferma Maidana che rientra al suo posto. Arrabbiato Vittorietti. Caronia, doppio passo, si ferma. Solito cross, rientra il pallone dentro. Sessa si gira, calcia! Sessa e doppietta per lui su 2 tiri in porta effettivi del Gela. 2-0 della squadra di Cacciola. Area di rigore un po' vuota. Ne approfitta Sessa, che esulta assieme ai compagni verso il settore ospiti del Failla. Altro lavoro efficace da parte di Caronia. Allora 2-0 del Gela. Partita che sta rispettando i pronostici. Di testa Presti Giacomo, non ci può arrivare mai Cangelosi. Allora rimessa dal fondo. Cosa dobbiamo fare? Dice Marrone, lo chiede ai suoi compagni. Reazione totalmente assente da parte della super giovane. Almeno dopo il primo dei 2 gol, vedremo se ci sarà qualcosa. Maidana sfortunato perché il pallone gli capita in viso, poi fallisce il tacco e allora Marrone blocca, si prende il fallo. Si rialza adesso con difficoltà ex AC Sant'Antonio. Zoppica fa un paio di prove, non sembra essere nulla di grave, però adesso sta riprendendo a camminare piano piano. Vincenzi in anticipo rispetto a Salvadori. Previtera, gigante, Brugnone.
filo del fuorigioco, Sessa, spazio per Brugnone, spazio per il Gela. Brugnone dentro, dietro, con Vincenzi in ritardo. Molto spazio per la squadra di Cacciola, che sta viaggiando sul velluto. Il cross in mezzo riesce, Mané rischia un po' nel mettere tutto in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina. Battuta corta, pallone che arriva dall'altro lato, Gambuzza ci arriva, ma talmente impreciso che il pallone finisce fuori lo stadio. Cangelosi. A vedere ancora Cangelosi, lancio lungo, corre Cotugno in anticipo, in testa Giuliano Previtera. Da capo, da Colace. Gela che nella prima parte di stagione ha avuto il problema delle trasferte, dove non riusciva a collezionare tanti punti. E questo problema si è risolto anche per l'approdo in panchina di Gaspare Cacciola al posto di Andrea Pensabene, perché la Serie D Cacciola l'ha conquistata sulla panchina del Siracusa. Quindi sa come si fa. Sessa dentro Campodonico prima di Agudiak. Mané, lancio lungo la Vardera, c'è Gambuzza di testa. Brugnone per Gigante. A Brugnone sbaglia il servizio per Sessa. Infatti poi Privitera dice qualcosa al terzino destro del Gela. Brugnone da terra, però su Cangelosi che si fa male, non c'è fallo. Caronia verso Gudiac quasi con Pennisi che ferma il flusso del pallone. C'è il cartellino giallo per Vincenzo Mazzola su questa circostanza dove è andato giù Caronia. Primo ammonito della partita. È il classe 2004. Punizione per il Gela, quando ormai la mezz'ora se n'è andata. Batte Previtera, pallone largo verso Gambuzza di testa, sbaglia la sponda, colpisce fuori invece di iniziare tutto verso il cuore dell'area di rigore. Pennisi voleva servire ronde, qui il vento non lo ha aiutato. Marrone, largo, Presti Giacomo, c'è
di là Angelosi, toccato in rimessa laterale. Marrone ci prova la super giovane con questo cross di Mané verso Ronde, riesce a prenderla di testa, leggero. Tutto per Colace. Settore ospiti del Failla presenta qualche tifoso arrivato da Gela, c'è anche qualche membro del gruppo organizzato di tifosi che di solito si sistema nella parte laterale della tribuna centrale delle Presti, ma nessun coro fino ad ora. Gela che sta amministrando la partita. Vincenzi sessa di prima, Penisi con il tacco liberale, ma si rimane lì. Privitera da fuori, calcio! Mamma mia, tutti in piedi per Santo Privitera. Cosa ha messo là sopra? 3-0 Gela, fantastico. Imprendibile questo pallone. Incredibile. Il gol di Privitera. Alessà. Gela che ha fatto 3 tiri in porta. In ognuna di queste 3 occasioni ha segnato. Davvero bello. Il gol di Santo Previtera. Che ha iniziato la stagione con la maglia della Nissa in Serie D, riconfermato dopo lo scorso anno. È passato anche da Vittoria, poi l'approdo biancazzurro a Gela. Ronde, cross da dimenticare. Ha segnato anche l'Accademia Trapani, 1-0 contro il Lascari Cefalù, il gol di Secan, Accademia 1, Lascari 0. Salvadori prova a fermare Previtera, c'è Vincenzi che allarga verso Caronia. Vincenzo Mazzola vuoto, ma Caronia è in fuorigioco. È alzata la bandierina del guardalinee. Pennisi. Ronde. Pallone fuori. Ancora la super giovane Cotugno
riesce a mantenerla lì, poi la Vardera serve Ronde, dietro c'è Marrone, si preferisce Cizzo Mazzola più pressato però, adesso Marrone evita Vincenzi, poi subisce il fallo da Caronia. Tanto qualche discussione animata nel settore ospiti tra tifosi del Gela e tifosi della Super Giovane che hanno preferito la gradinata al posto della curva. Il campo invece si riparte da una rimessa laterale. Caronia, Vincenzi di nuovo per Caronia, alla fine la prende Agudiak. Maidana si scontra con Ronde. Adesso il lancio di Presti Giacomo. Salta Pennisi qui. Fermato Cotugno con fallo. Punizione per il Castelbuono. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Per quanto riguarda il recupero potrebbe esserci un minuto da aggiungere al cronometro. Qui il lavoro di Agudiak per arrivare tutto a gigante, non si capisce con Sessa, la riprende Manè. Salvadori, la Vardera fermato da Giuliano nel momento in cui stava arrivando verso il pallone. Nulla da fare. Sessa, Agudiak non si muove, resta lì. La Vardera arriva prima di Giuliano, ma la tocca e basta. Con più calma il Gela, anche se di calma ne ha avuta per tutto il corso di questa partita. Si reclama un colpo di mano da parte di Pennisi, si continua a giocare per l'arbitro. Porta palla il capitano della Super Giovane, va in scivolata Brugnone, fallo pieno. Potrebbe costruire qualcosa, potrebbe uscire qualcosa da questa punizione. Con Cotugno alla battuta. Parte Cotugno, pallone altissimo. Non scende però in tempo. Per capire due cose nel secondo tempo, con il Gela che avrà il vetto a sfavore e data la supremazia, come influirà. Un po' tutti a vuoto qui, ci pensa Marrone a servire dietro Campodonico.
Ronde, sfida Caronia. Caronia lo ferma, rubando il pallone. Poi si incarta col pallone. Allora Ronde la recupera, la vorrebbe servire in profondità. Ma niente. Poi Marrone, morbido, gambuzza di testa. Ci arriva Vincenzi, Marrone dietro per la propria difesa. 2-0 Folgore Castelvetrano con il gol di Aziz Touré. Folgore 2, Marsala 0. Ce la fa a prenderla Presti Giacomo, pallone in mezzo, altezza primo palo. Sicuramente non pericoloso per Colaci, ci ha provato la Vardera a colpire con più violenza, ma ci sono stati i presupposti. Akudiak, largo, Gela che avanza, pallone in aria, Sessa non preferisce andare al tiro stavolta, ma è molto altruista, conclusione che però non arriva. Pallone uscito, rimessa laterale per i biancazzurri. Brugnone, Privitera, Gigante, posizione regolare, fino in fondo, poi va a scivolare Presti Giacomo. C'è il calcio d'angolo quando siamo entrati nel tempo di recupero. Ci pensa Privitera a battere, dice a Gigante va in aria. Parte Previtera in mezzo, allontana Marrone di testa, Cotugno spazza verso la Vardera, è solissimo. Copertura adeguata del Gela che riparte da Colace, l'arbitro lascia giocare. Da capire quanto vorrà cambiare Vittorietti con ciò che ha a disposizione. Potrebbe entrare Prestianni, non al meglio, in panchina. Unica opzione praticamente con più minuti presumibili per i secondi 45. Tanto il Lascari ha segnato a Trapani contro l'Accademia, Accademia 2 Lascari 1. Speriamo di farvi sapere anche il marcatore. Gela invece che farà sicuramente dei cambi per far giocare tutti. È finito il primo tempo, 3-0 Gela, no contest con 3 tiri in porta, 3 gol. Sessa al quarto e al 25esimo, poi Privitera con una magia sotto l'incrocio dalla distanza. Al 35esimo ci prendiamo una pausa di un quarto d'ora circa, poi la ripresa sempre in diretta dal Failla. Brina Figuccia, capogruppo
della Lega al Consiglio Comunale di Palermo, il tema stadio tiene banco, a tenere banco, però la sensazione è che ci stiamo avvicinando al traguardo. Assolutamente è un tema che giustamente infiamma l'opinione pubblica, perché la squadra del cuore è sicuramente un bene prezioso e di questo stiamo parlando, di dare uno spazio adeguato alla nostra squadra del cuore che ci fa spesso gioire, talvolta anche innervosire, ma il bello del tifo è anche questo ed è importante che la nostra squadra e i nostri tifosi abbiano uno spazio adeguato alle esigenze, diciamo, di chi viene qui appunto per divertirsi sicuramente, a partire da una convenzione di cui si è tanto parlato in questi giorni, che ha visto i tavoli dei massimi vertici istituzionali a livello territoriale e che certamente sulla quale stiamo lavorando per trovare soluzioni concrete. I temi sul tavolo sono stati tanti, è una convenzione di una lunghissima durata, stiamo parlando di 80 anni e stiamo parlando di un bene pubblico, quindi è importante che ci siano tutte le accortezze del caso, fermo restando la volontà certa di questa amministrazione di trovarle nel più breve tempo possibile. Abbiamo pensato al tema dei disabili con grandissima attenzione, abbiamo pensato ai temi sociali che riguardano un impianto come questo, che deve naturalmente con carattere di priorità ospitare le partite del Palermo, ma che può anche ospitare eventi benefici di natura sociale e che deve farlo secondo tutti gli standard previsti alla norma. Come sappiamo, i lavori di manutenzione ordinaria non fatti per alcuni anni si sono oggi trasformati in lavori di manutenzione straordinaria e quindi per questo è importante che il Comune di Palermo e la società vadano a braccetto in questo percorso che a breve speriamo possa trovare una degna conclusione. L'iter che ormai tutti conosciamo è quello che da un passaggio in giunta si arrivi alle commissioni di competenza per poi finalmente traguardare il Consiglio Comunale, che sono certa, a partire da tutte le forze politiche di maggioranza per ciò che mi riguarda, ma ritengo certamente anche di opposizione, saranno coese nel voler dare una migliore convenzione possibile a questa società. Appunto. Ecco, si parlava di un impianto che possa essere a portata di tifosi, ma anche a portata di cittadini 7 giorni su 7, quindi al netto della partita. In che modo questa idea è realizzabile? Sicuramente ci sono tante idee al vaglio della società e del comune, anche a partire da spazi non propriamente interni allo stadio, e mi riferisco al pallone, come tutti noi lo conosciamo, una struttura nata tanti anni fa per altri scopi, ma oggi è rimasta abbandonata, seppur oggetto di tutta una serie di idee e di progettualità che fino ad oggi non si sono potute realizzare. Ecco perché il Comune ha raccolto di buon grado l'idea della società di provare a trovare insieme delle soluzioni per rendere nuovamente agibile questa struttura, nuovamente funzionante e che possa, perché no, ospitare anche attività sportive, come dire, propedeutiche, diciamo, all'attività calcistica in senso proprio, così come pure altri spazi legati alla cosiddetta, noi a Palermo la conosciamo tutti come l'ex area Rom, anche questa purtroppo lasciata in una condizione di totale abbandono per anni e anni, che oggi sconta ancora quella condizione di abbandono e sulla quale possono essere messe in campo altre soluzioni che possano consentire ai cittadini, ai ragazzi di praticare sport all'aria aperta e in condizioni sicuramente migliori rispetto a quanto oggi purtroppo accade con grande fatica. Per chiudere in maniera molto larga, considerando che in questi ambiti non c'è mai la certezza, non c'è mai la precisione, le prossime tappe di questa convenzione all'interno del Consiglio Comunale, sappiamo che c'è un consiglio entro 2 settimane. Beh, la tempistica, come dice bene, non è semplicissima perché occorrono dei tempi meramente tecnici per consentire all'atto, dopo essere stato esitato dalla Giunta, di passare attraverso le commissioni di merito, atto non diciamo di mera burocrazia ma di contenuti concreti e di sostanza, perché le commissioni avranno il compito di rivedere
l'intera convenzione, di valutarne tutti gli aspetti, se è il caso anche di emendarlo o di, diciamo, proporre delle soluzioni alternative, per poi appunto arrivare in consiglio comunale ed essere appunto poi oggetto della valutazione dell'intera assise, quindi dei 40 consiglieri comunali che potranno appunto poi esprimere il loro voto in consiglio appunto. Con il risultato di 2-1, la sfida per eccellenza del campionato tra Misilmeri e San Giorgio Piana, visto anche la classifica. Siamo qui con il mister Napoli, chiediamo subito un giudizio sul match. Ma io penso che da entrambe le parti hanno espresso un calcio veloce e divertente, e chi è venuto a vedere questa partita, malgrado le condizioni meteorologiche non promettevano bene, penso che si sia divertito. Io penso che sia stata fatta una partita bella, intensa. Il primo tempo potevamo anche andare non solo sull'1-0 ma anche sul 2-0, però dall'altra parte c'è stato un grande portiere che ha parato, degli interventi in scivolata sulla linea, e poi nell'unica occasione che loro hanno creato con una palla di profondità abbiamo subito questo calcio di rigore. Però non entro nei meriti c'era non c'era, perché poi anche nel secondo tempo c'è stato un fallo di rigore al nostro favore. Nel primo tempo una palla che aveva varcato la linea della porta, però non essendoci VAR, non essendoci niente, allora stiamo lì solo a commentare. Perciò commentiamo che oggi è stata fatta sia dalla Don Carlo Misilmeri sia dal Piana degli Albanesi, dal San Giorgio Piana, una grande partita, e io penso che chi è venuto a vederla si sia divertito, ed è la cosa più bella, almeno per me come allenatore, a prescindere dal risultato, che poi è come dire, la ciliegina da mettere sulla torta, quello del risultato vincente, quello della prestazione. E io penso che i miei ragazzi oggi hanno messo in campo una prestazione importante. Però non ci dobbiamo fermare qui, per cui io l'ho detto anche a fine partita, che già sabato prossimo abbiamo un'altra partita ancora più difficile di quella con il Piana degli Albanesi. Oggi abbiamo visto invece riscaldarsi la Vardera, però non è entrato, forse ancora non ha recuperato l'infortunio. Le chiediamo un po' un punto sulla sua situazione. No, diciamo che negli ultimi giorni ha iniziato a rimettersi un po' in squadra, a lavorare con la squadra, però non è ancora al 100%. Abbiamo dato anche qualche altro giorno di riposo, perché vorremmo utilizzarlo, o almeno provare ad utilizzarlo pure per la partita successiva di sabato prossimo. Vediamo come va l'andamento della settimana e valuteremo insieme allo staff medico se farlo entrare o essere disponibile, perché anche oggi, pure se era in panchina con me, non l'avrei mai schierato, perché ancora non è al 100%. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita. Si giocherà di sabato contro la Parmonval, un campo decisamente complicato, non soltanto per l'ossicità un po' della formazione di mister Mutolo, ma anche e soprattutto per il manto erboso, che chiaramente non c'è, è un campo in terra battuta, a differenza invece del campo di casa delle Misilmeri. Come la imposterete e che gara sarà? Intanto godiamoci questa bella vittoria, che penso che ancora abbiamo tanta di quella adrenalina in corpo per poter, come dire, pensare a quello che è stato questi 95 minuti, 97 minuti di oggi, poi alla partita successiva con la Parmonval. Sì, hai detto bene, il campo magari non sarà quello di Misilmeri o di qualche altra società. Loro sono un'ottima squadra, di sicuro saranno più avvantaggiati sulla carta perché si ci allenano durante la settimana, per cui sanno anche i rimbalzi, ma a prescindere da tutto questo, da campo o non campo che sia, io penso che la Parmonval ha dimostrato di saper giocare anche nel campo in erba sintetica, con la vittoria di Castellammare. Io non so oggi cosa abbia fatto nel risultato di oggi, per cui è una partita da tenere in grande considerazione, a prescindere da quello che è il discorso campo. Per cui dobbiamo essere più forti del fattore campo, ma dobbiamo essere anche più bravi nel cercare di almeno provare e mettere tutto in settimana
nel lavoro per cercare di mettere sotto la Parma, che non è una squadra da sottovalutare. È iniziato il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono Gela, parziale sullo 0-3, con Gela avanti grazie alla doppietta di Sessa al quarto e al 25esimo, poi il gol dalla distanza sotto l'incrocio di Privitera al 35esimo. Di fatto sono stati gli unici tiri in porta i gol del Gela. Non c'è stato praticamente altro di significativo questo pomeriggio al Luigi Failla di Castelbuono. Nessun cambio all'intervallo, squadre che sono tornate
come hanno iniziato con la Super Giovane in tenuta nero-oro, con Campodonico in porta, in difesa Vincenzo Mazzola, Pennisi, Manè e Presti Giacomo, Marrone davanti la difesa con Ronde, Salvadori, Cotugno e Cangelosi tra centrocampo e tre quarti praticamente. In attacco la Vardera, pallone in mezzo, il tiro voluto da Salvadori in diagonale, la parata di Colace. Questo è il primo tiro senza segnare della partita, neanche il primo della Super Giovane Castelbuono, che ha a disposizione in panchina soltanto 5 riserve, ovvero Mammano, secondo portiere, poi Coppa, Presti Giovanni, Genovese e Prestiani. Gela che ha risposto con il 4-3-3 di Gaspare Cacciola, Colace in porta, poi Brugnone, Gambuzza, Giuliano e Maidana in difesa. A centrocampo Vincenzi, Privitera e Sessa. In attacco Gigante, Agudiac e Caronia. A disposizione in panchina Valenti per la porta, poi Argentati, Martinez, Zappalà, Tuve, Didio, Arcidiacono, Savasta e Cocimano. Cross di Gigante, Vincenzi fuori lo stadio. E anche per il Gela arriva il primo tiro del secondo tempo, soprattutto il primo tiro senza segnare. Dagli altri campi parlavamo prima di andare in pausa del vantaggio dell'Accademia Trapani contro il Lascari Cefalù, parziale su 2-1, Accademia che ha segnato con Secan, doppietta per lui, il primo gol su calcio di rigore, il secondo su azione, poi il Lascari ha accorciato con Arena, dunque Accademia 2, Lascari 1. Dagli altri campi c'è il San Giorgio Piana in vantaggio contro il Castellammare grazie a Giorgio Chinnici, dunque Piana 1, Castellammare 0. C'è anche la Folgore Castelvetrano in vantaggio 2-0 sul Marsala. I gol di Camara e Aziz Touré, 0-0 invece tra Oratorio Marineo e Partinico Audace, mentre l'Athletic Palermo è avanti 1-0 sul Casteldaccia. Ieri due anticipi con il 3-3 in San Vitolo Capo Unitas Sciacca, lo 0-0 in Parmonval Don Carlo Misilmeri. Cross di Ronde di testa, tentativo fuori da parte di Lavardera. È proprio questa qui la reazione della Super Giovane in risposta ai 3 gol subiti nel corso del primo tempo. Prima il tiro di Salvadori, adesso questo colpo di testa impreciso di Lavardera. Cambio di gioco, Gigante lascia a Sessa, si inserisce Vincenzi, il pallone arriva a Caronia, si mette davanti Pennisi, nessun fallo, il pallone rimane anche fermo. Tra l'altro l'arbitro ha fischiato pure. Cacciola che ha mandato a scaldare le proprie riserve, non si muove nulla in casa Super Giovane Castelbuono. Rosa corta quella di Vittorietti, oggi ancora di più date le assenze di Mendia sulla sinistra e di Orosco a centrocampo, entrambi per squalifica. Manè, pallone morbido verso Cotugno, di testa risponde Giuliano. Caronia, Agudiac,
Fortunato il gelo qui con Previtera che conduce l'azione, si allarga Gigante, in aria c'è Sessa. Gigante, passaggio per Previtera che si inserisce, blocca il pallone in piena area, serve dietro Gigante, Caronia, il destro non è il suo piede, pallone bloccato da Campodonico. Salvadori verso Cotugno, non ci può arrivare, servizio lungo per lui. Sono 4 le riserve del Gela che si stanno scaldando. E si sono alzate anche quelle della Super Giovane. Anche loro in 4, tra l'altro c'è anche il secondo portiere man mano che si sta riscaldando. Marrone non la prende e allora ha rimessa Gela. Previtera, Caronia, ancora Previtera dietro per Maidana, scambio con Caronia, area di rigore, il cross in mezzo provato da Maidana, deviazione in angolo. Possibilità dalla bandierina per il Gela, batte Previtera. Il pallone in mezzo verso Gambuzza, liberato, c'è Gigante al volo oltre la traversa. Ancora Gigante, ancora il Gela qui, perde palla però, un po' sbilanciato Mané, la riprende Cotugno, pallone verso Ronde, trova di petto, più veloce Maidana, Caronia, Vincenzi, Previtera, Vincenzi, la prende Sessa, colpo volante, praticamente davanti allo sguardo di Cangelosi. Vincenzi Previtera con il suo passaggio che non è stato efficace per il compagno. L'entrata di Agudiak, si prende il calcio di punizione. C'è proprio lui sulla battuta. Così come Maidana che potrebbe andare con il mancino, va Previtera invece morbido. Soffia il vento.
Previtera che ha cercato nuovamente Gambuzza, che a sua volta gli ha detto prossima volta più in là, più verso l'interno. Cross, risponde Campodonico, pallone in area, Vincenzi ce l'ha sul destro, calcia adesso, il gol del 4-0, segna anche e ancora Amedeo Vincenzi. Bravi! Quel cross è risultato essere insidioso, spinto da Campodonico, pallone ancora in aria, ne approfitta Vincenzi. Dunque 4-0 per il Gela, sono 9 gol segnati nelle ultime 2 partite. Per quanto riguarda la squadra di Cacciola, è il 7° campionato per Vincenzi. Il 4° nelle ultime 5. Caronia, destro, sinistro, ci pensa Ronde. Invece è stato il primo in campionato per Previtera, con la maglia del Gela. Invece Sessa prima di oggi ne aveva segnati già 2, è salito a 4 con la doppietta nel corso del primo tempo. Rischia Gambuzza, recupera palla Cotugno, passaggio però corto per la Vardera, infatti c'è Prugnone che ci arriva. Ma è comunque angolo per la super giovane Castelbuono. Che aveva dato qualche segnale a inizio ripresa. La battuta in mezzo di Cotugno, Colace con i pugni. La recupera Caronia. Traversone in mezzo. Ultimo tocco di Pennisi, Campodonico. Mane subito attaccato qua dietro da Vincenzo Mazzola. L'arrivo di Gigante mette ulteriore pressione. C'è il primo cambio della partita. Lo effettua Vittorietti. Entra Presti Giovanni. Esce Manè. C'è il cambio anche per il Gela, con l'uscita di Gigante e l'ingresso in campo di Cocimano. A questo punto a destra nell'attacco del Gela c'è un esterno puro di ruolo come Salvatore Cocimano, che della gara vinta in casa contro l'Accademia Trapani ha raggiunto i 100 gol nel campionato di eccellenza.
Privitera verso Caronia, aggancio, riesce a crossarla, ma Cocimano è abbastanza lontano per poterlo trovare. (3-1) dell'Accademia Trapani, ha segnato Barraco, dunque Accademia 3, Lascari 1. Lascari sempre ultimo in classifica. Suola dietro di Vincenzi. Maidana. Vincenzi trova Caronia che voleva il pallone più verso l'esterno. Cocimano in anticipo rispetto a Presti Giacomo. Aspetta a sua volta l'arrivo di Brugnone. Passaggio tra le linee, non funziona. Cocimano cambia di testa ronde. Fermare l'azione. Da una mano a destra invece il nuovo entrato della Super Giovane Presti Giovanni, qui braccio largo di Marrone. Chiaramente fallo. E nuovo cambio per Vittorietti. Entra Coppa. Esce Cangelosi. Dentro il prodotto delle giovanili del Palermo. Al posto del classe 2004, oggi la prima da titolare in nero-oro. Si prepara anche man mano, quindi la Super Giovane cambierà anche il portiere. A questo punto Vittorietti pensa più a dare spazio ai propri giocatori che ha disponibili oggi, optando anche per questa scelta. Fallo di Sessa su Marrone. Anche il Gela prepara il secondo cambio. In contemporanea ci sarà l'ingresso di man mano Privitera sulla testa di Salvadori. Marrone finisce nuovamente giù, sempre per colpa di Sessa che si prende ammonizione pesante perché salterà la prossima partita in casa contro l'Oratorio Marineo. Era diffidato l'autore della doppietta di oggi. E allora, secondo giallo della partita, perché nel primo tempo era stato ammonito Vincenzo Mazzola. Si va con i cambi. Si inizia con il secondo cambio del Gela. Esce Agudiak. Al suo posto Savasta, esce anche Sessa. Dunque terzo cambio del Gela. Per Didio entra nella Super Giovane man mano al posto di Campodonico. Cambio del portiere per i Madoniti. Dunque 3 cambi a testa nel complessivo. Marsala in 10 a Castelvetrano per l'espulsione di Capitan Genesio. Punteggio ancora sul 2-0 al Paolo Marino.
a favore della Folgore. Qui al Faile invece ancora meno di 25 minuti da giocare. Partita mai in discussione sin dall'inizio, con il Gela in vantaggio per 4-0. Gambuzza. Savasta prova la sponda con il petto. Presti Giovanni, lancio lungo, Colace, senza problemi. Maidana. Insiste sulla fascia, pallone che non esce. Ripreso da Vincenzi, adesso Di Dio. Serve Cocimano, morbido in mezzo, Savasta controlla con il petto, stava andando con il colpo al volo verso Caronia, difficile. Assoluta amministrazione del Gela, tra poco entrerà anche Arcidiacono. Privitera, passaggio che esce corto verso Cocimano, allora il recupero della Supergiovane con Contugno che lancia la Vardera, fallo no di Giuliano. Marrone si prende la rimessa, dato lo sbandieramento verso la nostra destra del guardalinee, e poi l'arbitro ha dato la rimessa al Gela. Visioni diverse, ma nuovo recupero dei Nero Oro, regolare di Dio su Pennisi. 4-1 Accademia Trapani, tripletta di Secan. Accademia 4, Lascari 1. Ronde. Giù Cotugno che chiedeva il fallo, ma c'è il recupero di Giuliano che lancia Savasta. Pressato da Pennisi. Non c'è il leggero tocco secondo l'arbitro. Anche in questo caso tutto ok. Maidana deve stare attento con Ronde in agguato. Se la cava lanciando lungo il pallone, poi Pennisi si prende la punizione. Cambio, il quarto per il Gela, entra Arcidiacono, esce Vincenzi, l'autore del quarto gol.
Lancio lungo per la Bardera. Troppo. Infatti non riesce a raggiungere il pallone. Quarto cambio anche per il Castelbuono con l'ingresso di Genovese. Esce Salvadori. Nella pratica, super giovane che così esaurisce i cambi. In teoria avrebbe ancora presti anni a disposizione, ma non è nelle sue migliori condizioni. Giù Cotugno, che da tempo vorrebbe conquistare una punizione importante per i suoi. Fermato Maidana. Si rialza adesso l'argentino. Di Dio. Apertura per Caronia. L'aggancio si inserisce Savasta, ma il cross è fuori bersaglio rispetto all'area di rigore. Tra poco ci sarà l'ultimo cambio del Gela in una partita che ormai non ha più niente da dire. Esce Maidana, che per prendere tempo stava raggiungendo il lato più lontano del campo. Poi l'arbitro lo ha visto. Entra Tuve, spazio anche per lui. Qualche applauso per l'ex Sporting Eubea. Si va a prendere lui la battuta di questa rimessa laterale. Cross in mezzo, Colace. Dopo la proposta dalla sinistra. Anche la Folgore Castelvetrano in 10 per l'espulsione di Riola. Dunque tra Folgore e Marsala si gioca in 10 contro 10, c'è però il 3-0. Questo derby. Fallo su Marrone. Dunque a riposo Zappalà, così come Argentati nelle Gela rimangano in panchina e sarà così per il resto del pomeriggio. Subisce fallo Cocimano, punizione da posizione centrale. Qualcuno
dalla gradinata invita Tuve a calciare. Ma non sarà lui, infatti c'è Cocimano prontissimo con il destro a giro, più lontano Previtera, che già il suo gol bello oggi l'ha fatto. 5 in barriera per la super giovane, che risponde al tentativo di Cocimano. Avanza Coppa, la Vardera 1-2 a distanza, Coppa verso l'area, non ce la fa. In anticipo intervento di Gambuzza. Ancora la super giovane con Ronde. Coppa fa correre Ronde, la protegge anche molto bene. Coppa, cross morbido in mezzo verso la Vardera che non la prende bene. Ma la super giovane insiste con il tiro da fuori di Pennisi, controllato da Colace. Attenzione perché c'è un calcio di rigore per il Casteldaccia in casa dell'Athletic Palermo. Tutto il settore ospiti del Failla qui, che comprende i tifosi del Gela, si sta interessando in maniera assoluta rispetto alla partita della propria squadra, che ormai è in cassaforte da sempre, dalle 15 in poi. Quindi tutti a seguire le immagini dal Favazza di Terrasini. Occhio però ad Arcidiacono, il cross tentato, deviazione di Ronde in angolo. Ha segnato il Casteldaccia, quindi 1-1 tra Athletic Palermo e Casteldaccia. I giocatori in campo si girano verso la gradinata del Failla. Previtera ha chiesto conferma del risultato, sì, è 1-1. Dunque Gela che in questo momento accorcia il distacco dal primo posto, allora si gasa con Arcidiacono, tiro respinto. Praticamente questo momento qui è stato il più emozionante del pomeriggio del Failla. È stato un pomeriggio qui a Castelbuono sereno, di totale tranquillità per il Gela che ha fatto i suoi 4 gol senza subire moltissimo. Il pareggio del Casteldaccia contro l'Athletic ha scaldato i tifosi del Gela qui a Castelbuono. È arrivato anche il dato spettatori da parte dell'assistenza di produzione. I presenti al Failla sono 221, in 57 sono arrivati da Gela. Punizione super giovane con la Vardera, prova il tiro, prende in faccia Savasta, poi il tiro da fuori finisce largo. 5-1 dell'Accademia Trapani contro il Lascari Cefalù. Il gol di Barracco, doppietta per lui, dunque Accademia 5 Lascari 1. Mentre, come abbiamo detto, è 1-1 tra Athletic e Casteldaccia. Gela che con questo 4-0 a Castelbuono riduce il distacco dal primo posto. Sono 2 i punti di distanza. È proprio per questi momenti, per questi motivi, che il Gela preferisce non mollare, nonostante la sconfitta nello scontro diretto di 2 settimane fa. Ronde, sale la super giovane, passaggio per Coppa. Ronde, Coppa dietro per Marrone.
Cross in profondità, Colace. Tuve, ancora il Gela, cross col mancino, un po' troppo per Savasta che comunque la riesce a prendere con Caroni accanto a lui, ma non servito. Coppa. La recupero di Arcidiacono su Presti Giovanni. Nel settore ospiti del Failla. Un occhio sul campo, un occhio al proprio smartphone su Athletic Casteldaccia, occhio a Pennisi, trattenuta su Gambuzza, poi c'è il fallo su di lui da parte di Genovese. È calcio di punizione a 7 minuti dalla fine. Colace. C'è il fallo di Savasta su Pennisi. Calcio di punizione per la Super Giovane che settimana prossima avrà la trasferta di Castellammare del Golfo sabato, quindi giocherà l'anticipo della 26esima giornata. Gela invece, come detto in precedenza, ospiterà l'Oratorio Marineo, altra sfida sulla carta facile. In più ci sarà il fattore casa alle Presti. Colace perde tempo. Adesso Arcidiacono. Ronde la recupera. Prova la giocata. Poi preferisce servire dietro Marrone. Cenzo Mazzola poi si complica la vita effettuando questo passaggio verso Ronde. Allora rimessa laterale per il Gela in proiezione offensiva. Gambuzza, l'anticipo di Dio regolare su Presti Giovanni. Ultimi 5 minuti da giocare. Per Rasini la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo, dunque i tifosi del Gela potranno praticamente tifare Casteldaccia. Del finale, cross in mezzo, Pennisi in angolo. Battuta corta
L'arbitro però ferma tutto. Si va con l'angolo corto, Caroni in mezzo, di testa Savasta. Largo. Ancora il Gela che non si ferma, non decide di fermarsi. Pallone verso Cocimano, si gira, effettua il cross, man mano col piede. Gran volo di Giuliano sulla schiena di Lavardera. Adesso Privitera. Tuve calibra il lancio, Cocimano si muove a palla lontana. Arcidiacono. Brugnone, Gambuzza. Attacco di Savasta, Cocimano, Arcidiacono per far correre Savasta, c'è Pennisi più avanti. La recupera Di Dio. Spazio, Cocimano di prima, il tocco verso Savasta, c'è il fuorigioco. Nonostante il tocco di Pennisi, ma c'è stato l'interessamento verso quel pallone. Allora comunque tutto fermo. Ronde. Fortunato Cotugno, lancio lungo verso la Vardera. Colace, sempre attento. Per i portieri è sempre una sfida diversa quando la propria squadra è in vantaggio con tanti gol segnati. L'obiettivo mantenere il clean sheet fino alla fine, perché magari per la squadra cambia una vittoria da 4-0 a 4-1, per un portiere no. Perché magari il portiere avrà vissuto buona parte della gara in assoluto o quasi relax, poi col gol subito può far male a livello morale. Previtera, Cocimano, niente da fare per il passaggio su Savasta, lancio lungo di Pennisi, corre Lavardera, Gambuzza leggermente in difficoltà, la riprende l'ex San Vito. È solo però, c'è l'assistenza di Coppa a destra, la prende Cotugno, sullo stretto prova una giocata, ne ha 3 però, da affrontare, allontana il Gela. E allora rimessa laterale, tempo di recupero, saranno 3 minuti da giocare, ancora. Chissà se ci sarà qualcosa per la super giovane in questo finale di partita. Nel rinvio di Mammano che inganna un po' un paio di giocatori. Coppa, Cotugno, fallo no di Gambuzza, si continua però per il vantaggio, cross in mezzo, la Vardera di testa, sfiora il palo, arriva in questo momento al primo minuto di recupero, oltre il 90esimo, la prima occasione importante ma davvero per la super giovane Castelbuono, con la Vardera che non l'ha presa pienamente di testa ma ha comunque contribuito
C'è il gol dell'Athletic Palermo contro il Casteldaccia, 2-1. E infatti qualche tifoso del Castelbuono esulta dalla curva del Failla guardando il settore ospiti, quello della gradinata. Il gol di Salazar, Athletic 2, Casteldaccia 1. Dunque Athletic che va a 62, ritorna a 62, mantenendo il +4 sul Gela, secondo a 58. Gela che ha sperato nell'ultimo quarto d'ora di ridurre le distanze. L'Athletic però si è riportato in vantaggio. Ultimo minuto da giocare al Failla. Anche il pallone per far battere questa rimessa. Arriva dalla panchina della super giovane. Batte Ronde. La Vardera ancora Ronde. Lascia lì. Mettendo in difficoltà Vincenzo Mazzola. Adesso Marrone. Passaggio impreciso per la Vardera. Allora Privitera, lancio lungo, ultimo contropiede del match con Cocimano. In mezzo c'è Arcidiacono, anche Savasta. Cocimano a sfidare Vincenzo Mazzola, prova il cross morbido, c'è l'angolo conquistato da Salvatore Cocimano, ma si può anche concludere qui questo match ufficiale, il 4-0 del Gela a Castelbuono in casa della super giovane. 58 punti per i biancazzurri, rimane però il distacco di 4 punti rispetto all'Athletic Palermo capolista. Doppietta di Sessa al quarto e al 25esimo, capolavoro di Privitera sotto l'incrocio dalla distanza al 35esimo, ultimo gol di Vincenzi al 57esimo. Una vittoria senza mettere nulla in discussione per la squadra di Cacciola, che così segna 9 gol nelle ultime 2 partite. L'applauso del settore ospiti verso i biancazzurri che non intendono mollare per la vittoria di questo girone A di eccellenza siciliana, che significherebbe promozione diretta in Serie D. Squadra però che non rimane sotto il settore ospiti, preferisce rientrare negli spogliatoi. Niente da fare per la super giovane, che comunque gli applausi dalla curva li riceve. Era difficile oggi, ancora di più considerando la rosa corta, la panchina corta per le assenze importanti di Mendia e Orozco. Possibilità in più settimana prossima nella trasferta di Castellammare. Sabato per il Gela invece ci sarà l'oratorio Marineo al Presti in casa. È tutto dal Failla, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci, alla prossima.